C'è anche il Veneto tra le 11 regioni che hanno chiesto lo stato di calamità per il caldo che sta attanagliando da giorni la nostra penisola, e anche nel Bassanese ad essere messe a dura prova sono le coltivazioni. Con queste alte temperature soffrono tutte alla stessa maniera. Diciamo che il vigneto ci sarà sicuramente un ottimo prodotto, ha esigenze di meno acqua, di conseguenza rispetto a un mais che con queste alte temperature, se non si irriga, si essicca subito. Diversamente da altre aree del Veneto, il Bassanese però ha una fortuna. La buona parte del Vicentino e del Bassanese, ma della provincia in generale, abbiamo anche la fortuna di avere ancora acqua e di conseguenza riusciamo a irrigare i terreni che sono irrigabili. Purtroppo per terreni dove non è possibile irrigare effettivamente abbiamo problemi per le coltivazioni. La questione allora è sempre la stessa: i cambiamenti climatici stanno trasformando le stagioni, alte temperature e aridità diventeranno all'ordine del giorno nei mesi estivi, bacini ad oggi esistenti finiranno per non bastare. Per questo è necessario cominciare a pensare seriamente a progetti di raccolta e contenimento dell'acqua piovana. Ma come? Utilizzando anche dei piccoli bacini, esempio recuperando delle ex cave, oppure fanno dei piccoli bacini proprio di laminazione che allora impattano poco con l'ambiente e hanno sicuramente il suo beneficio per il territorio. Intanto in queste ore in molti sono alle prese con il loro orto. Come fare allora per preservare dai quasi 40 gradi di queste ore le coltivazioni? Bisogna dare piccole quantità di acqua costanti nelle ore più fresche della giornata.